giornata, bentrovati, prima edizione di Focus TG in questo sabato, una lunga cavalcata questa mattinata con gli alpini in diretta da Asiago e con i nostri inviati che vi hanno raccontato questa cerimonia come sempre molto emozionante dall'Ortigara. Allora ne parleremo tra poco proprio con chi è sul posto e con cui ci collegheremo. Intanto andiamo alla cronaca di oggi perché è un sabato comunque ricco di cronaca questo. Ci sono a Marcon nel Veneziano i funerali di Alex Marangoni, il 25enne morto, lo sapete, a Vidor, la cui morte è ancora sotto la lente degli investigatori. Naturalmente ci sono stati sopralluoghi, nuovi sopralluoghi ieri dei vigili del fuoco, ci saranno ulteriori accertamenti, le indagini stanno proseguendo. Ieri sera tra l'altro c'è stata la fiaccolata, ma ne parleremo tra pochissimo. La cronaca ci porta all'Assise nel Veronese perché c'è stata l'ennesima inchiesta per caporalato. Vediamo, ecco la regia, eccolo qua il video di questa operazione della Guardia di Finanza nei confronti di due indiani che avrebbero ridotto in schiavitù 33 braccianti dietro la promessa di un futuro migliore in Italia. Per questo due cittadini residenti a Cologna Veneta in provincia di Verona sono ora indagati per riduzione in schiavitù, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La Finanza ha eseguito anche un decreto di sequestro preventivo di beni da circa 475.000 euro nei confronti dei due uomini titolari di ditte nel settore agricolo senza dipendenti formalmente assunti e risultati evasori totali. Allora, in regia ci sono Mattia Pizzaia, Fabio Falliero, dovremmo avere già pronto da Asiago, vediamo se mi danno l'ok dalla regia, il nostro Ferdinando Garavello, ecco, con Edoardo Alberti. Li aspettiamo tra pochissimo, si stanno preparando proprio per farci vedere gli ultimi scampoli degli alpini, naturalmente, che sono in festa, lo sappiamo, per i 100 anni della sezione. Allora andiamo a vedere adesso, andiamo a vedere l'home page del Gazzettino su quale notizie punta in questo sabato 13 di luglio con molti già in vacanza, ma come detto ancora molta cronaca. Allora, il Gazzettino che apre: Jesolo e Bibione prese di mira sui social dai leoni da tastiera, l'ira dei sindaci, fermatevi, danni alle immagini delle nostre città. E ancora, eccoli qua, tra poco vedremo le nostre immagini, il funerale di Alex Marangon, tra suoni e colori, la mamma fa un viaggio bellissimo, noi andiamo avanti per te, per la tua verità. E sappiamo che ieri non è stato trovato sul posto nessun segno di caduta. E poi questo caso curioso che arriva da Rovigo, bot del nonno da 7 milioni del 1925, per le poste è impossibile da riscuotere, e il nipote che naturalmente si trova tra le mani questo tesoro da 7 milioni di euro, adesso si è preso un avvocato, si è rivolto a un avvocato per cercare appunto di a riscuotere questi soldi. Da Treviso questa notizia davvero che fa venire i brividi: poliziotti travolti da un'auto mentre fanno i rilievi di un incidente, è successo sulla pedemontana veneta, ci sono stati 3 feriti, 2 sono appunto dei poliziotti. E quindi davvero si è rischiata l'ennesima tragedia sulle nostre autostrade. Ma allora, mentre è in piscina con gli amici, il Gazzettino qui apre diciamo i riflettori su Bolzano, 15enne muore dopo 2 giorni di ricovero. E ancora da Padova, gli attivisti per il clima che si spogliano e si coprono di vernice, bloccato il traffico in Prato della Valle. Vediamo, regia, se siamo pronti con gli alpini. Si stanno preparando, allora noi andiamo avanti e vediamo se siamo in grado di mostrarvi le immagini della fiaccolata per Alex Marangon di ieri sera a Marcon. Davvero tante persone hanno voluto partecipare a questo momento di raccoglimento e ricordo
in memoria del 25enne di Marcon che, lo sapete, eccoli qua, è morto al termine di un raduno all'abbazia di Santa Bona a Vidor nel Trevigiano, un raduno con un rituale sciamanico che si sta sviscerando in tutte le sue parti. Non è chiaro se Alex sia stato davvero massacrato di botte, ridotto in fin di vita e poi gettato nel Piave, come farebbe pensare l'autopsia, o se tutto questo sia frutto appunto di una tragica caduta, anche se ieri i vigili del fuoco in sopralluogo non hanno trovato riscontro. Chiederei alla regia anche di farci sentire le voci dei genitori di Alex che erano lì presenti alla fiaccolata ieri sera, che è nata spontaneamente dagli amici che hanno voluto comunque organizzare questo momento, genitori e familiari che erano presenti insieme all'amministrazione comunale. Sentiamo la mamma e il papà di Alex. Noi volevamo ringraziare tutti quanti, non avevamo intenzione di venire perché ho paura di tutta questa gente. Questi giorni sono stati terribili. Siamo stati assaliti da giornalisti, da tutto, di più. Noi siamo abituati a questo. Dopo la disgrazia essere assaliti, ci sono giornalisti che hanno un po' di cuore, altri che sono avvoltoi veramente, che non ci lasciano respirare, non ci lasciano mangiare, vivere. Volevamo ringraziare tutti i presenti e speriamo che la verità esca. Alex era talmente buono che lo merita sapere la verità. Io avevo il terrore di uscire perché avevo paura che tutti venissero verso di noi a farci condoglianze. È pesante proprio. Ma si è sollevata, comunque ne valeva la pena forse. Sì, mi dispiaceva non venire perché ho visto veramente tante persone che l'hanno fatto col cuore e veramente non ci sentiamo soli. L'importante è che non sia una commemorazione per Alex, perché per domani si vedrà che cosa abbiamo organizzato, che cosa abbiamo in mente, per come è sempre stato mio fratello. Quindi ha detto che gli piaceva fare festa, per cui ci sarà anche comunque un sarà momento. L'inizio di un nuovo viaggio. Sì. Grazie. Non volevamo una fiaccolata di tristezza. Per la verità sì, per la commemorazione è diverso, domani si vedrà il resto. Per la verità sì. Vedo che tutti sono con noi e ci fanno coraggio. Eravamo un po' demoralizzati, ma vedo che tutti sono vicini. Sarà una battaglia perché sappiamo contro chi dobbiamo combattere, però ce la metteremo tutta. Perché verità per Alex alla fine è poi il messaggio che volete lanciare. Meritava di morire così. No, così non merita nessuno. Un sacco di progetti a breve termine, a lungo termine, Nessuno. non doveva finire così. Io ringrazio Grazie tutti di nuovo. Queste le parole poi naturalmente nei nostri telegiornali, un lungo racconto di questa fiaccolata, ci sono stati momenti di grande emozione. Allora noi torneremo anche sui funerali di Alex Marangon tra pochissimo, intanto apriamo di nuovo una finestra sui nostri alpini, simbolo davvero di valori, di solidarietà, lo sappiamo, oggi in festa sull'Ortigara. Do subito la linea al nostro Ferdinando Garavello. Ferdinando, a te, buongiorno. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. È appena finita la cerimonia qui ad Asiago. Vi facciamo vedere il monumento che è stato inaugurato pochi minuti fa. È una vedetta alpina che guarda verso le montagne sulle quali si sono combattuti gli aspri combattimenti della prima guerra mondiale. Alle sue spalle quasi il sacrario dell'Aiten con i suoi 56.000 caduti. Abbiamo seguito la cerimonia fino a pochi minuti fa, siamo andati in pellegrinaggio all'Aiten con gli alpini di Asiago, con gli alpini c'erano anche ovviamente quelli della Montegrappa, quelli di Marostica, gli alpini di Vicenza,
Cosenza e non solo, tanti alpini da tutto il Veneto ma da tutto il nord Italia per celebrare i 100 anni della sezione di Asiago, 100 anni di alpini, perché alla fine ne abbiamo parlato sia con Favero, con il presidente nazionale, che con Biasia, presidente della sezione. È iniziato tutto qui, la prima adunata si è svolta sull'Ortigara nel 1920, da lì è nato poi quello che raccontiamo ogni anno, che raccontiamo quando seguiamo le adunate nazionali, le trivenete, gli eventi delle penne nere, che portano sempre il loro spirito, portano sempre i loro valori, portano anche una certa allegria, perché comunque vedere la banda di Cesuna sfilare con la musica per le vie di Asiago in questo altopiano bellissimo ha portato lungo le strade tantissime persone, tanti turisti ma anche tanti cittadini che hanno voluto applaudire e seguire un evento che poi per un po' non si vedrà più, perché chiude virtualmente questo centenario l'evento che abbiamo seguito oggi con una lunga diretta. Vi facciamo vedere allora cosa c'è scritto nel centenario della sezione Monte Ortigara. Sull'altro lato, con le immagini di Edoardo Alberti, tutti i gruppi di questa sezione. La vedetta ricorda che cos'è successo, guarda verso l'Ortigara, guarda verso quella colonna mozza dove domani ci sarà il pellegrinaggio con la messa e l'onore ai caduti, una colonna mozza su cui campeggia la scritta "per non dimenticare", e per non dimenticare è il tema, non è un motto, è davvero qualcosa che va perseguito tutti i giorni, perché la memoria, lo sappiamo, è un muscolo che va tenuto, allenato. C'è chi dice che la memoria è un fiore che fiorisce in ogni stagione, ma insomma bisogna dargli da bere, se no si perde tutto. Se non ci sono domande da studio, noi vi cediamo la linea. Grazie Ferdinando, grazie Edoardo, grazie per il gran lavoro che avete fatto questa mattina a Rete Veneta, televisione davvero degli alpini. C'eravamo anche oggi con le nostre telecamere, l'avete visto, dalle 8:30 in poi, davvero una splendida diretta. Noi torniamo alla cronaca però che ci incalza purtroppo, andiamo nel Padovano a Conselve, dove si sono vissuti nella notte attimi davvero di paura per l'incendio di un appartamento in un condominio di via Padova. Allora ci colleghiamo subito con Chiara Gaiani e Federico Cibotto, che si trovano sul posto insieme al sindaco di Conselve Umberto Perilli. Chiara, buongiorno. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Con Federico Cibotto siamo appunto a Conselve con il sindaco, che ringraziamo, Umberto Perilli. Ha dormito davvero poche ore questa notte, è stato svegliato intorno all'1. Che cosa è accaduto, sindaco? Il condominio, tra l'altro, il collega lo sta inquadrando. Sì, io sono stato avvertito intorno all'1, qualche minuto dopo l'1, dai carabinieri della compagnia di Abano, che era in corso un intervento da parte dei vigili del fuoco di Piove di Sacco per questa palazzina in cui un appartamento aveva preso fuoco, c'era un incendio in corso. Quando io sono arrivato dopo pochi minuti l'incendio era quasi completamente domato. Quello che sembra a questo momento è che l'abitante di uno dei due appartamenti al secondo piano si sia assopito con una sigaretta accesa e da lì sia divampato un incendio. Lui mi diceva di aver tentato di domarlo con un secchio d'acqua, ma le porte si sono chiuse con un effetto ventosa e non è riuscito a riaprirle, e quindi è corso nelle altre 3 unità ad avvertire gli inquilini, i condomini di abbandonare immediatamente l'immobile. Sono stati allertati i vigili del fuoco ed è iniziata l'attività di spegnimento. 2 appartamenti, uno al piano secondo, quello investito direttamente dall'incendio, e quello sotto sono al momento inagibili. Quello sotto soltanto perché per l'acqua che i vigili del fuoco hanno riversato per spegnere l'incendio al secondo piano, poi è chiaramente scesa giù e ha messo in dubbio la sicurezza dell'impianto elettrico, ma non dovrebbe avere particolari problemi. Insomma, ha tirato un sospiro di sollievo però quando è arrivato qui, tutte le persone in strada, i vigili del fuoco, ma nessuno è rimasto ferito. Assolutamente sì, questo è l'aspetto positivo, nessuno si è fatto assolutamente niente, solo qualche momento di smarrimento e di timore, ma tutti assolutamente incolumi, anche il proprietario dell'appartamento coinvolto direttamente dal fatto. Ecco, lei è salito, ha visto che i danni sono davvero molto ingenti nell'appartamento al secondo piano. Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo con il responsabile dell'ufficio tecnico del nostro comune e l'appartamento è distrutto. Al secondo piano è distrutto, ci sarà bisogno di una
importante opera di risistemazione, di recupero, e poi verificare, perché anche nelle pareti esterne all'angolo in alto ci intravedono anche dall'esterno delle crepe, quindi sarà importante verificare. Non ci sono problemi di stabilità e alla staticità dell'edificio, però prima di renderlo nuovamente agibile sarà importante, ecco, fare delle verifiche accurate. Ecco, se mi permetti, Lina, in conclusione, lo faccio dire poi al sindaco, tutto questo per una sigaretta rimasta accesa in modo inavvertito. Davvero bisogna fare tanta attenzione, sindaco. Assolutamente sì, attenzione, non distrarsi quando si usano degli oggetti che anche solo astrattamente, anche solo potenzialmente possono creare problemi di questo tipo, perché davvero per un'inezia abbiamo rischiato grosso, perché effettivamente i risultati sono stati davvero molto inferiori a quello che avrebbe potuto accadere. Allora, noi ringraziamo Umberto Perilli, sindaco di Conselve, per essere stato con noi. Federico Cibotto da Conselve, la linea può tornare allo studio. Grazie Chiara. Sì, dentro e fuori casa bisogna fare attenzione ai mozziconi di sigaretta, purtroppo, no? Perché dentro casa abbiamo visto cosa possono provocare, poi all'esterno una sigaretta gettata magari da un'auto in corsa con l'estate può causare degli incendi. A Udine invece hanno debuttato ieri sera gli addetti al servizio di controllo. Sappiamo che c'è molta tensione in città per i fatti che sono accaduti. Di poche sere fa è la fiaccolata per Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese ucciso con un pugno dai ragazzi vistosamente alterati, ragazzi trevigiani. Peraltro, ecco, a Udine, grazie proprio ai nuovi addetti al controllo, i locali potranno servire alcolici anche dopo l'una di notte. Vediamo come sono stati accolti in città. Ore 23 di un caldo venerdì sera di luglio. Udine, centro città. Parte ufficialmente la missione sicurezza affidata agli addetti al servizio di controllo, da molti definiti più semplicemente steward. Sono 6 vestiti di nero, riconoscibili anche per la stazza. Vagano per le aree del centro, osservando quello che succede all'esterno dei locali. Quelli aderenti a Confcommercio, quelli che hanno deciso di giovarsi di questo servizio per poter somministrare alcolici dopo l'una di notte, come disposto dall'ultima ordinanza in tema di sicurezza firmata dal sindaco De Toni. Osservano le situazioni, i locali hanno i loro riferimenti, quindi se dovesse accadere qualche cosa di sospetto all'interno di un locale vengono avvisati dai gestori. Se accade sulla pubblica via loro se ne accorgono, si avvicinano, tentano di calmare le persone e nel frattempo chiamano le autorità di polizia che sono in giro per la città. Il centro è affollatissimo, la gente li nota, per molti la loro presenza è rassicurante, per altri indifferente, ma il giudizio su questa prima notte con gli addetti al servizio di controllo è per la maggior parte positivo. Ma sinceramente direi di sì, quindi che ben venga anche l'esercito fin tanto che non sistemano la situazione, anche perché i bar devono comunque andare avanti, quindi in qualche modo bisogna permettere a tutti di essere sicuri. No, sì, sicuramente è una sicurezza in più per tutti, sia per noi cittadini che per i ragazzi stessi che frequentano questa tipologia di posti, ecco. Quindi lei è favorevole comunque? Sì, siamo favorevoli, ecco, ci piace. Non cambia nulla secondo me. Neanche per me, non cambia niente. Non vi sentite un po' più sicure? Io mi sento sicura anche senza steward. Dico sinceramente, avevo letto un articolo sul giornale e mi ero fatto un'idea non mi ero fatto una bellissima idea, però vedendo i personaggi che mi ricordano molto la figura di, non so, di buttafuori o gente che bene o male sa gestire un po' certe situazioni, mi è sembrato più credibile. No, la soluzione è che i bar stiano aperti dopo l'una. Se c'è un po' più di difficoltà è giusto ci sia una security fin quando le cose non... Basta che non chiudano prima dell'una, insomma, questo... Se c'è qualche difficoltà in più è giusto porsi attenzione fin quando tutto non ritorna. Allora li promuoviamo questi addetti? Assolutamente sì, assolutamente sì. Promossi dunque, noi ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo, restate con noi.
Torniamo in diretta con il nostro Focus TG. Allora andiamo a Vicenza adesso perché la politica in fibrillazione, l'amministrazione cittadina, i consiglieri di centrodestra questa settimana hanno presentato un esposto in prefettura dopo aver disertato la seduta sull'assestamento di bilancio. Il confronto con la maggioranza di centrosinistra si inasprisce ulteriormente. Erano saliti sull'Aventino, poi questa settimana hanno anche presentato un esposto alla prefettura di Vicenza. La battaglia politica si inasprisce, i consiglieri di centrodestra chiedono il rispetto dei tempi previsti dal regolamento per le convocazioni del Consiglio Comunale, cosa che, a loro dire, nell'ultima seduta, quella del 9 luglio, non sarebbe avvenuta. Abbiamo affidato questo esposto al prefetto di Vicenza, ma ci riserviamo anche di impugnare questa delibera di assestamento. Il centrodestra, nel Consiglio Comunale del 9 luglio, aveva messo in atto una protesta clamorosa. I consiglieri erano rimasti fuori dall'aula, disertando il Consiglio Comunale, dove si discuteva l'assestamento di bilancio. Motivo: la convocazione era stata notificata troppo a ridosso della seduta, non concedendo tempo all'opposizione per studiare i documenti. Da qui la protesta. Quando si parla di denaro pubblico, quindi dei soldi dei contribuenti, bisogna esaminare capitolo per capitolo, voce per voce, in maniera accurata e approfondita. Con le tempistiche che questa maggioranza sta dando alla minoranza, quindi con una mancanza di rispetto assoluta, non potevamo garantire. Bisogna essere preparati. Una commissione convocata alle 17 del giorno precedente del Consiglio Comunale, con l'integrazione arrivata soltanto il giovedì, quindi con un giorno di feriale, non ci dà l'opportunità di arrivare a portare un contributo. Serviva un segnale forte, ci sono ancora 3 anni di amministrazione, non potevamo permettere che andasse avanti ancora così questo andazzo. Se le cose continueranno così, evidentemente ci rivolgeremo al prefetto per far rispettare i diritti della minoranza. Insomma, l'idea di rivolgersi alla prefettura per farsi valere era già stata ventilata, ma adesso l'esposto c'è ed è stato presentato. Abbiamo rilevato un profilo di legittimità che il sindaco non ha voluto cogliere, ma invece insomma ha reagito quasi prendendo in giro noi consiglieri di opposizione, con un atteggiamento direi assolutamente superficiale. È stata tenuta la commissione che doveva spiegare a tutti i consiglieri, non solo a quelli di minoranza, l'operazione di assestamento del bilancio, quando i termini per presentare gli emendamenti e l'ordine del giorno in realtà era già scaduto da qualche ora. E allora, sindaco, perché c'è un regolamento? Perché si convocano le commissioni? Beh, noi rappresentiamo circa il 50% di questa città e i diritti dei consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza sono i diritti dei vicentini. Questo dunque avete sentito, questa è la posizione. Allora, Padova, c'è un secondo caso di Toscana virus, una donna di mezza età residente nell'area dei Colli Euganei è ricoverata all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia dopo aver contratto il virus nella sua forma neurologica con meningoencefalite. Le condizioni della signora sono giudicate abbastanza buone, è stata presa in carico dal reparto di neurologia non necessitando di cure intensive. L'area dei Colli Euganei è quella più a rischio per la proliferazione dei pappataci, vettore del virus, e la zona è diventata endemica. Salgono così a 9 i casi di infezione da Toscana virus verificatesi dal 2022 a oggi, tutti concentrati nell'area collinare. E poi c'è l'ondata naturalmente di caldo che sta colpendo il Veneto, c'è stato un po' di refrigerio quantomeno nelle zone della Pedemontana e del Bellunese, ma sappiamo bene cosa ha provocato l'ondata di maltempo che c'è stata, ci torneremo tra poco. Padova, la pianura è bollente necessariamente, i pediatri di Padova avvertono i genitori: fate bere tanto ai bambini. Temperature bollenti e tasso di umidità elevato. Nell'ondata di calore di questi giorni Padova è una delle città d'Italia più calde con picchi di 37 gradi, un caldo che non dà tregua nemmeno di notte. Afa che sta mettendo a dura prova il benessere fisico delle categorie più fragili come anziani ma anche i bambini che spesso trascorrono molte ore all'aperto. Fortunatamente non ci sono stati grandi aumenti di accesso al pronto soccorso pediatrico dell'azienda ospedaliera di Padova per sincopi da caldo o malessere legati alla disidratazione
vaccinazione, ma i pediatri continuano comunque a dare consigli per tutelare soprattutto i più piccoli. Cosa fare per i nostri bambini? Innanzitutto tutelare i più fragili tra i fragili, quindi i lattanti, quindi i neonati e i lattanti fino all'anno di vita, che sono i bambini che più facilmente possono andare incontro alla sintomatologia, e comunque i bambini più piccoli, diciamo nella fascia 0-4 anni. E questo non vuol dire che i più grandi non debbano essere tutelati con un'alimentazione congrua, quindi tanta acqua ma anche tanta frutta, tanta verdura, cercare che questa sia la loro alimentazione adesso per poi ovviamente mantenerla anche sana d'inverno, ma adesso ha la funzione principale di tenere idratato il bambino, che deve dedicarsi all'attività fisica all'aperto non nelle ore centrali, perché nelle ore centrali della giornata il calore è insopportabile. Evitare di uscire nelle ore pomeridiane più calde, abiti leggeri, alimentazione corretta e acqua, le regole fondamentali per tutti. Per i bambini, ecco quali sono i segnali da tenere sotto controllo. Il bambino è accaldato, il bambino è sudato, il bambino se lo riesce ad esprimere sente nausea, capogiri, pertanto è più facile ovviamente individuarli nel bambino che si sa esprimere, e quindi nel lattante dobbiamo vedere che il bambino abbia la stessa vivacità, la stessa voglia di bere, di idratarsi, altrimenti dobbiamo pensare che bisogna intervenire. Nel frattempo l'allerta caldo potrebbe essere prolungata, anche se in alcune zone della regione si sono già verificate intense precipitazioni che hanno fatto scendere di qualche grado la temperatura. Ora andiamo a Marcon, dove è pronta la nostra Ilaria Marchiori con Tommaso Migot, i colleghi che questa mattina hanno seguito l'ultimo addio ad Alex Marangon, il giovane 25enne morto a Vidor. Ilaria, a te, buongiorno. Sì, buongiorno a Telina, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui nel piazzale della Chiesa dei Santissimi Patroni d'Europa, dove si è conclusa da poco la cerimonia funebre di Alex. Qui fino a poco fa era pieno di palloncini coloratissimi, e dietro lì alle mie spalle c'è uno striscione molto grande con scritto "Verità per Alex". I palloncini colorati che ora sono stati fatti scoppiare dagli amici che avevano organizzato parte di questa cerimonia funebre, gli amici di Alex, perché proprio la famiglia, il papà, nei giorni scorsi, attraverso un post pubblicato nei social, aveva detto che questa sarebbe dovuta essere stata una giornata colorata, aveva consigliato proprio di vestirsi in maniera colorata perché Alex avrebbe voluto così, e quindi una cerimonia che si è dipinta di colori che Alex amava, che hanno fatto esplodere di vari colori, dal giallo all'azzurro, poco distante ovviamente dalla bara di Alex, che a quel punto era da Due mondi di Lucio Battisti, per arrivare a una canzone che celebra la vita, Viva la vita dei Coldplay, e così in mezzo anche varie canzoni che proprio Alex amava e che i suoi amici hanno voluto qui far ascoltare nel piazzale, mentre la mamma Sabrina, il papà e la sorella si stringevano attorno al loro Alex. Sulla bara c'erano dei disegni, un albero della vita, delle piume, simbolo di quello che era l'amore per la vita di Alex, un ragazzo che è stato dipinto da tutti come un viaggiatore, come un ragazzo che amasse scoprire la vita e andare al di là, un ragazzo che ora vola e che non ha mai smesso in realtà di farlo, perché come hanno ricordato proprio molte persone qui questa mattina nel corso di questa funzione religiosa, amava viaggiare e
amava volare. È stato un inizio diverso da quelle che sono le cerimonie canoniche, perché è iniziata proprio con varie persone, partendo dallo zio, poi c'è stato il cugino, amici e anche associazioni che conoscevano Alex, che hanno letto una lettera, ognuno un pensiero rivolto a lui, e poi c'è stato anche quello di mamma Sabrina, che era accompagnata dalla sorella che la sosteneva, la reggeva. Mamma Sabrina è stata davvero brava, perché è riuscita a leggere quello che aveva scritto per il suo Alex con compostezza, fino proprio all'ultima parola, e concludendo questa lettera dicendo aspettaci perché arriveremo e poi staremo insieme e continueremo questo viaggio insieme. Ora non resta che continuare a cercare la verità e capire che cosa sia successo quella sera lì nell'abbazia, perché quello che tutti chiedono è, come proprio scritto lì su quello striscione, verità per Alex. Qui da Marcona è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Lara Marchiori e Tommaso Migot. Naturalmente nel corso dei telegiornali questa sera altri approfondimenti, altre immagini di questa cerimonia molto partecipata e che si è voluta colorare, lo avete visto, con appunto i colori, le tinte che tanto Alex amava. Andiamo a rivedere ieri il proseguo delle indagini con i vigili del fuoco all'abbazia di Vidor per nuovi sopralluoghi. Nemmeno i droni di ultima generazione alzati in cielo a metà mattina sono riusciti a notare e cogliere tracce del possibile passaggio di Alex lungo i 15 metri della scarpata tra il terrazzamento di pietra dell'abbazia di Vidor e le acque del Piave. Nessun ramo rotto, nessuna traccia eloquente su arbusti e cespugli, nemmeno l'eventuale arma del delitto, visto che il fascicolo aperto in procura resta per omicidio volontario. Un sopralluogo meticoloso durato circa 4 ore, una vera e propria mobilitazione. Sono le 9:30 del mattino e qui davanti all'abbazia di Vidor stanno confluendo uomini e mezzi, i carabinieri e i vigili del fuoco innanzitutto. Ad aprire i cancelli dell'abbazia alla colonna di veicoli che si snoda tra i campi è lo stesso Conte da Sacco, proprietario della struttura, il primo a lanciare l'allarme all'alba di domenica 30 giugno, quando Alex non si trovava. Oltre ai piloti di droni, a entrare in azione sono stati anche gli operatori del nucleo speleo-fluviale, circa una decina tra chi si è calato con le corde lungo i dirupi e chi ha perlustrato a terra le rive. Niente, nessun segno di una possibile traiettoria fatale, di un rotolamento o scivolamento. Restano aperti quindi tutti gli interrogativi sugli ultimi istanti di vita del 25enne di Marcon, compreso il volo dalla terrazza. Chi conosce la zona racconta di un luogo noto, soprattutto in passato, per i tuffi. Da fuori si saltava anche i muri dell'abbazia, si buttava. Quindi quella zona era nota per i tuffi, quindi si può accedere al Piave direttamente con un salto? Sì. Anche quest'anno ho visto ragazzi buttarsi. No, l'altro anno, sì, parecchi. C'era anche una fune, questi andavano con la fune e poi si mollavano. E anche incidenti abbastanza gravi. Anche l'ipotesi del volo da sola però dice poco o nulla. La convinzione dei familiari, già espressa più volte, è che Alex sia stato rincorso magari dopo aver visto qualcosa che non doveva vedere. Insomma, una caduta non accidentale, come peraltro indicato dall'autopsia, esame che ha convinto la procura stessa a procedere per omicidio, senza abbandonare però nessuna pista. Di manovra investigativa in corso parlano gli inquirenti, anche relativamente all'audizione dei partecipanti al rituale, su cui c'è il massimo riservo. L'acqua del Piave intanto continua a scorrere con forza e ne aveva molta di più 2 settimane fa, al momento della scomparsa del giovane, poi ritrovato 6-7 chilometri più a valle, ma per quanto scorra il Piave continua a trattenere il mistero della morte di Alex. Questo dunque lo avete sentito, il mistero purtroppo della morte di Alex, che oggi è stato appunto anche sepolto. Noi andiamo a vedere quelli che sono stati invece le conseguenze del maltempo di queste ore. Ne abbiamo parlato poco fa, ne abbiamo accennato parlando del caldo. Abbiamo detto che c'è stato un violento nubifragio che ha coinvolto la Pedemontana e il Bellunese. Ci sono conseguenze anche per l'agricoltura, come ci spiegano i colleghi di Bassano del Grappa.
Vediamo tra poco. Il maltempo non sta dando tregua all'agricoltura, al mondo agricolo, a tutte quelle persone che lavorano proprio per portare avanti l'agricoltura del nostro paese. Tra l'altro anche gli ultimi episodi che si sono verificati nei giorni scorsi, nelle scorse ore, anche stanno davvero tagliando le gambe a voi agricoltori. Con me Pietro Guderzo, presidente di Coldiretti Vicenza, che conferma una situazione davvero pesante. Sì, quest'anno è stata un'annata cominciata in maniera disgraziata, diciamo. Abbiamo avuto una primavera molto piovosa, anzi più che piovosa, ci sono state delle vere e proprie inondazioni che hanno distrutto o comunque ritardato i raccolti dei nostri agricoltori e messo anche su quadro parecchi centri storici. Ricordiamo anche che se molte città, pensiamo anche a Vicenza, comunque non è andata sotto acqua è perché anche gli agricoltori hanno messo a disposizione i loro terreni affinché non si allagassero le città, e quindi questa è anche una cosa che va ricordata. Poi vediamo, il clima è difficile da decifrare, guardi 4 app di meteo e vedi 4 previsioni diverse, e comunque al di là degli scherzi è sempre più difficile lavorare in agricoltura perché l'imprevedibilità è sempre dietro l'angolo. È una cosa che non vi sareste mai aspettati, basti vedere proprio giusto nella giornata di ieri, improvvisamente un acquazzone potente e grandine. Sì, diciamo poi che queste bombe d'acqua, l'acqua corre via, non fa neanche in tempo ad infiltrarsi in falda, quindi è anche acqua persa, e qui bisognerà anche cominciare a ragionare in futuro su come trattenere quest'acqua, perché a noi serve. Poi ricordiamoci 2 anni fa, nel 2022, il secco e la siccità che ci ha colpiti in questa primavera super piovosa. Dobbiamo trovare delle soluzioni affinché appunto si riesca a trattenere l'acqua. Ecco la questione che si lega al discorso dei mini invasi. Sì, è una cosa che chiediamo già da diversi anni, ovvero la possibilità di poter costruire dei piccoli e medi invasi, piccoli e medi anche perché sono meno impattanti rispetto alla grande opera, e la grande opera poi ci vuole tempo, mentre questi sono velocemente, si possono velocemente mettere in opera, e questo darebbe modo da una parte di accumulare l'acqua quando piove tanto per poi poterla utilizzare nei momenti di siccità. E come poterli realizzare? Noi come Coldiretti abbiamo proposto un piano già diversi anni fa. Ovviamente adesso la palla passa in mano alla politica, che ci deve un po' seguire su questo argomento, però credo che sia nell'interesse di tutti, non solo degli agricoltori, portare avanti questo tipo di opere. L'appello che fa alla politica è un appello che lei costantemente ripete. Sì, perché poi ci si ricorda di queste cose solo quando succedono i danni, solo quando capita la calamità naturale. Invece è in momenti in cui sembra tutto tranquillo che bisogna andare avanti in quei lavori, e questa è una cosa sul quale ci tengo particolarmente, perché poi non è una cosa che riguarda solo il Veneto, ma purtroppo tutta l'Italia. In questi mesi abbiamo visto un nord Italia super piovoso, mentre un sud Italia alle prese con il secco. Ecco, queste sono opere che andrebbero a beneficio di tutta la comunità agricola e non solo. Grazie alla nostra Vanessa Banzato. Adesso noi ci fermiamo per un altro velocissimo break, a tra poco. Ultimi minuti davvero di questa edizione di Focus TG. Andiamo su Treviso Today per una notizia che arriva dalla Puglia ma che coinvolge il Veneto e la Marca trevigiana. Turista di 13 anni violentata in Salento, denunciato un animatore trevigiano. Il presunto stupro, raccontato da una ragazzina del Lazio in vacanza con la famiglia in Puglia, sarebbe avvenuto mercoledì 10 luglio a Torre dell'Orso di Melendugno. L'animatore fermato dai carabinieri è un minorenne come la vittima. A quanto pare si tratta di un ragazzo animatore appunto del villaggio turistico, non ancora 18enne. Il racconto della ragazzina adesso fatta ai carabinieri, prima alla mamma naturalmente, poi ai carabinieri, sarà ora vagliato dagli investigatori con tutti i rilievi, i riscontri che si cercano naturalmente in questi momenti. Allora, a Padova adesso controlli dei NAS nelle farmacie per verificare la corretta distribuzione dei farmaci, denunciata un'infermiera che usava false ricette per acquistare ansiolitici.
False ricette per poter acquistare senza problemi numerose confezioni di benzodiazepine, potenti ansiolitici che devono essere assunti solo dopo la prescrizione medica. Nei guai un'infermiera dell'Alta Padovana. La donna infatti è stata denunciata dai carabinieri del NAS di Padova, che in questo periodo hanno intensificato le attività di verifica nelle farmacie del territorio per accertare la corretta distribuzione dei farmaci dietro presentazione di prescrizione medica. In una farmacia dell'Alta Padovana sono state rintracciate delle false ricette mediche destinate al ritiro di farmaci usati per la cura dell'ansia e dell'insonnia. Denunciata per falso materiale una 46enne infermiera che in più occasioni aveva utilizzato la documentazione contraffatta per ritirare più confezioni di farmaci. E oggi sono 20 anni dalla morte di Elisa Gobbo, la giovane poetessa di Macerata sul Piave che ha perso la vita il 13 di luglio del 2004 insieme al fidanzato Alessandro Masnada, eccoli qua, 37 anni, di Meolo, nel terribile incidente in A27 allo svincolo con la tangenziale di Mestre. L'auto dei due giovani, che insieme si recavano a Padova per assistere a un concerto di Eros Ramazzotti, venne schiacciata tra due tir. E allora questa sera alle 19, in memoria di Elisa, sarà celebrata nella chiesa di Macerata una messa voluta dalla famiglia. Elisa aveva scritto la raccolta di poesie Ascolta il tuo cuore, presentata pubblicamente nel suo paese, e poi purtroppo la vita ha scelto altrimenti. Ultima notizia che vi diamo, perché torniamo a vederlo, è stato anche ospite del nostro direttore Luigi Bacialli, Paolo Venturini, l'ultramaratoneta padovano davvero incredibile, che ci ha abituato ad andare oltre i limiti umani e che racconta così le sue imprese. L'ultramaratona è tutto quel mondo che va al di là degli 42 km 195 metri della maratona, e quindi quando si vuole provare un'esperienza più lunga della maratona si entra in questo mondo molto bello, molto difficile, che però ti dà delle soddisfazioni uniche. Imprese impossibili nel nome della bellezza dello sport e della capacità di mettersi continuamente alla prova. Dal deserto alla Siberia, dai più 60 gradi ai meno 50, il vice ispettore padovano della Polizia di Stato Paolo Venturini a battere record su record ci ha abituato. Due le sfide epiche rimaste nel cuore. Correre a 67 gradi, 75 km nel deserto più caldo del mondo, il deserto del Lut nel sud-est dell'Iran, è diventata una prova che ha messo a dura prova me stesso ovviamente, ma anche tutto il team che mi ha seguito, facendo un bellissimo test e una ricerca sull'idratazione che poi serve per capire di più la fisiologia umana. Quella che mi ha un po' lanciato alla ribalta internazionale è stata la sfida col grande freddo, ovvero il record del mondo di corsa nel luogo abitato più freddo del pianeta. Parliamo di Siberia nord-orientale, 39 km a meno 52,6. Gli scienziati pensavano fosse impossibile, abbiamo dimostrato invece che con parecchie difficoltà però l'essere umano è in grado di correre con queste temperature molto molto basse. Un anno fa, il 13 luglio 2023, l'ultima sfida, 20 km di corsa nel valico stradale più alto del mondo, in India, nella regione di Dhaka, ai confini con Pakistan e Tibet, a un'altezza di 5.602 metri. Non aveva mai corso nessuno a questa quota continuativamente, e con il mio team dell'Università di Padova e gli amici che mi seguono siamo riusciti a correre 20 km 700 metri in poco meno di 3 ore, e anche questo è un nuovo, se vogliamo, traguardo per lo sport ma anche per la medicina, e in questo caso per l'Italia e per la Polizia di Stato che io rappresento. Sfide finite? No. 56 anni senza quasi sentirli, la possibilità di allenarsi in una delle palestre naturali più belle del mondo, i Colli Euganei. Le nuove sfide di Paolo Venturini sono solo per ora ancora top secret. È tutto per questa edizione di Focus TG, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Mattia Pizzaia e Fabio Falliero, ci rivediamo per i telegiornali della sera come sempre, intanto a tutti un buon sabato, arrivederci.